Al Comunale di Roccavaldina va in scena la quinta giornata del campionato di terza categoria messinese con il Torre Grotta Under 21 Next Gen chiamata a confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite. La giovane formazione rossoblu, seconda squadra del club presieduto da Nino Arizzi, reduce dal prezioso pareggio esterno contro il Malfa, ospita però un Astro Pappottello deciso a riprendere il ritmo dopo lo stop rimediato sul campo del Castanea che ha interrotto una serie di vittorie consecutive. Una sfida che promette intensità, entusiasmo e voglia di entrambe le squadre di fare un salto in avanti in classifica. Siamo allora alla lettura delle formazioni Torre Grotta con Pino, Caselli, Chiarenza, De Gaetano, Consolo Coniglio, Frisone, Arimondi, Saia, Sciotto, D'Angelo e Nastasi. Risponde Astro Pappottello, Musolino, Parisi, Avessa, Di Marco, Ballarò, Falletta, Gentile, Panetta, Ruggeri, Tripodo e Arena. Partiamo con le firme del primo tempo, subito un calcio di punizione per Astro Pappottello con Gentile che però la manda oltre la traversa, ancora un tiro da fermo, stavolta la punizione di Aversa viene respinta da Pino sulla ribattuta. Tripodo si divora il vantaggio al 20esimo, Ruggeri ruba il pallone e manda Arena in verticale, il numero 10 cerca la conclusione, clamoroso l'intervento di Pino da distanza ravvicinata, non riesce Andrea Arena a gonfiare la rete e arriva così il fine primo tempo a Roccavaldina 0-0 dal Torre Grotta e Astro Pappottello, meglio gli ospiti sicuramente ai punti. Partiamo con il film della ripresa al 50esimo, lancio di Ruggeri per Arena, ancora l'attaccante con la maglia arancia a cercare stavolta la scucchiaiata sul portiere, para Pino in presa sicura, minuto 55, entra Giglio per il Torre Grotta al 60esimo, tocca a Roberto per l'Astro Pappottello, minuto 65, ancora gli ospiti arrembanti con la spizzata di Arena per Ruggeri, il numero 7 serve Falletta che calcia però malissimo, 67esimo, tocca a Saporoso in casa Astro Pappottello, 69esimo, punizione di Aversa, colpo di testa di Roberto che però termina sul fondo, aveva trovato lo spazio giusto per la svettata, 71esimo, Arena fa la sponda su Ruggeri, da posizione defilata il tentativo è più un tiro che un cross e viene smanacciato in calcio d'angolo da Pino, minuto 73, tocca a Repici per il Torre Grotta al 78esimo, ancora Astro Pappottello, si svolge sulla destra l'azione quando è l'imbrunire a Roccavaldina, il pallone per Ruggeri che la manda in area di rigore, Saporoso, stop, tentativo con il destro, vincente sul palo di Pino, 0-1 Astro Pappottello, si sblocca così il risultato in una gara che fino a questo momento aveva visto tante occasioni sprecate dagli ospiti, adesso sì che trovano il vantaggio quelli di Astro Pappottello, avanti sul campo del Torre Grotta all'83esimo, entra Granata per Astro Pappottello, all'88esimo tocca a Marmino e Salvador ancora per la formazione ospite, non ci sarà più tempo a Roccavaldina, finisce così la gara valevole per il campionato di terza categoria e vittoria per Astro Pappottello 0-1, firma di Saporoso sul terreno del Torre Grotta. Amici di Wisport è tutto, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Vai.